Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi analizziamo la legge dell'unità. Per farlo userò alcuni esempi e anche un testo che è molto importante, che ha definito molte leggi fondamentali nella pratica ermetica, e si tratta della tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto. Ma vediamo insomma che cos'è questa legge dell'unità. Se vi avessi detto la legge dell'uno, vi sareste immaginati un agente unico, dunque un numero basato su una cosa soltanto, cioè un numero, e in questo modo avrei utilizzato in fondo una polarità. In realtà non si può parlare dell'uno senza parlare dell'unità, perché l'uno non è una cosa singola, ma è una triade che raggruppata, insomma, rappresenta un'unica unità. Dunque un unico essere in realtà è trino, ma vediamo bene perché dico questo e osserviamolo nel libro della natura. Il libro della natura infatti cosa ci insegna? Che prendiamo per esempio anche solo il magnetismo di una calamita che ha polo negativo e polo positivo, ma ha senza dubbio al suo interno, a metà fra i due poli, una zona neutra. Dunque abbiamo il più, il meno e lo zero al centro. Questa cosa è osservabile tra l'altro anche a livello cellulare o a livello atomico. Se noi esaminiamo un atomo ha il suo positrone, il neutrone e l'altro di cui non ricordo il nome, però è la parte negativa. Dunque abbiamo sempre componenti in tre parti che formano un'unità. Dunque osservando appunto intorno a noi vedremo che questo lavoro è continuo ed è presente in ogni cosa. In ogni cosa nasce la vita e dunque possiamo vedere un agente positivo, e in ogni cosa poi subentra il processo putrefattivo di disgregazione che possiamo assimilare o attribuire come valore negativo, cioè non in termini di bene e male, ma di positivo e negativo, proprio come agente di espansione e di contrazione. Questo è quello che è importante tenere a mente, e che tra questi due movimenti c'è sempre un qualcosa di neutro, di neutrale. E questo è osservabile, come ho detto, addirittura fino nella composizione dell'atomo. Cosa succede però? Vediamo il testo di Trismegisto, la prima sentenza, la prima voce che dice è vero senza errore, è certo, è verissimo. Ora, è vero afferma appunto che cioè è una frase cortissima ed è come se dicesse è vero, cioè una cosa una, ok? È vero perché vero comprende tutto, dunque il tutto è uno in questo senso. È vero senza errore. Allora, in questo caso, dove è un ribadire l'affermazione precedente, cioè è un'affermazione che toglie ogni dubbio, e senza errore appunto è l'assenza della polarità opposta, ma nello stesso tempo è un affermare che c'è una polarità, cioè in questo caso mentre è vero afferma una cosa sola, è vero senza errore afferma la presenza del vero e dell'errore. Dunque stiamo vedendo la contrapposizione degli opposti in questo momento. E ancora, è certo, è verissimo. Attenzione, in questo momento invece afferma due volte la stessa cosa. Certo e verissimo. A questo punto è vero senza errore, è certo, è verissimo, compare questa verità 4 volte. Ora abbiamo detto sì che c'è la triade, abbiamo detto anche, appunto facendo l'osservazione dell'atomo,
che è presente in ogni aspetto, addirittura in ogni cellula del nostro corpo, ancora di più in ogni atomo del nostro corpo, ma è presente in ogni dove perché tutto è composto da atomi. Dunque ovunque c'è questa situazione di positivo, negativo e neutro in azione. Ora, cosa succede questo? Effettivamente, se noi lo osserviamo anche dal punto di vista della matematica, noi cosa abbiamo? Abbiamo lo zero che diventa il centro in un certo senso, un centro neutro, ma questa neutralità scopriremo poi contenere il tutto, il potenziamento del tutto. Ma abbiamo da un lato la parte negativa, perciò i numeri meno 1, meno 2, meno 3 e così via all'infinito. Dall'altro lato abbiamo l'aspetto positivo, più 1, più 2, più 3, più 4 all'infinito. Dunque abbiamo cosa? Uno zero in alto, un infinito positivo e un infinito negativo, che tradotto potremmo sostituire questi numeri mettendo un semplice 0 meno più, o addirittura infinito, infinito positivo, infinito negativo. Allora, cosa succede a questo punto? È chiaro che siamo di fronte a una triade che ha un suo senso importantissimo. Allora, questo aspetto dello zero può essere paragonato al massimo momento di contrazione delle forze di di un essere, per esempio un pianeta o di qualsiasi cosa creata. Cioè se noi arrivassimo alla massa critica contraendo al massimo, questa cosa all'inizio irradierebbe tantissimo, perciò qualsiasi cosa contratta amplificherebbe la sua forza, è un po' il discorso della contrazione di cui vi parlavo nell'ultimo video, cioè il fatto del fare silenzio corrisponde all'azione di contrazione e questa contrazione cosa fa? Porta verso il centro, porta verso l'interno e questa cosa ne moltiplica la massa e dunque anche il peso specifico, se vogliamo, di questa cosa, perché pur occupando uno spazio inferiore, continua ad avere lo stesso peso che aveva in uno spazio maggiore. Dunque aumenta il peso specifico, aumenta la sua capacità di emanare e aumenta la sua potenza. Arriva a un punto limite superato il quale si trasforma in un buco nero. Dunque noi potremmo dire che a un certo punto la massima contrazione corrisponde a un buco nero. Cos'è dunque? È una riflessione, può essere una riflessione anche non vera assolutamente, può essere soltanto un'ipotesi o un'intuizione, ma potrebbe anche essere appunto che la verità e l'assoluto sia un grandissimo buco nero. Che ha una forza assolutamente contratta ma che ancora contiene tutto, la verità del tutto. Dunque, tornando appunto alla nostra dissertazione sull'unità, è chiaro che osservando che questi molteplici aspetti in realtà costituiscono comunque sempre un'unità, noi vediamo questa unità sempre presente in ogni cosa e la vediamo trina, divisa in tre parti. Questa è una cosa che comunque è presente già nel quello che sono le religioni, anche alcune filosofie, dunque non è una cosa nuova l'esistenza di questi agenti positivo, negativo e neutro, sono una realtà sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista filosofico o religioso. Dunque vediamo che i due discorsi camminano di pari passo e che dunque questa cosa si ripete in ogni ambito dell'esistenza. Dunque ovunque noi possiamo osservare questa triade in azione. Attenzione, questo ci solleva a un altro motivo di riflessione, vale a dire se noi abbiamo e osserviamo appunto un atomo, noi vedremo che l'atomo non è fermo.
tutto in realtà è in movimento, è un movimento rapidissimo, velocissimo e impercettibile all'occhio, che dunque ne coglie un senso di fermezza, di solidità. In realtà, ben esaminando, noi vediamo che sì, che sono tre parti, che sono tre parti, ma sono tre parti mosse, in azione, in movimento, e dunque c'è una quarta forza che agisce, che è la forza della vita, o secondo la religione cristiana, l'amore, insomma la fede, la volontà per quello che riguarda lo scopo magico. Ecco che appunto ritroviamo un po' riflessi i concetti dei quattro pilastri che abbiamo visto appunto nella scorsa condivisione, nella scorsa pillola. Ora, a questo punto sorge però un altro interrogativo. Se tutto ha un potenziale, se tutto è trino, allora noi dobbiamo immaginare che questa cosa si rispecchia anche a un livello molto più alto, a un livello superiore. Dunque è come se l'essere umano, che è fatto, costituito a immagine e somiglianza, contiene in sé la triade, dunque contiene un potenziale e anche tutto cioè è creato e contiene un potenziale legato proprio alla somiglianza che ha con il suo creatore. Cosa significa dunque? Che ciascuno di noi è il centro di un essere più grande, di un infinito, visto che stavamo parlando appunto della triade, dal punto di vista numerico anche il fatto del positivo, infinito negativo, infinito neutro. Dunque noi conteniamo dentro di noi il potenziale di questa triade infinita e a nostra volta facciamo parte di un infinito. Facendo parte di un infinito, come definiamo il centro dell'infinito? È impossibile definirlo. Dunque qualsiasi di noi, chiunque, nel momento in cui ne diventa consapevole, è il centro dell'infinito. Questo dunque è il grandissimo lavoro che noi dobbiamo fare, è il lavoro di risvegliarci in un certo senso ad essere il centro di questo infinito. Nel momento in cui tutti i centri dell'infinito saranno consapevoli, cambierà moltissimo lo stato delle cose, ma è un lavoro che ciascuno di noi deve fare autonomamente. Siamo tutti parte di un grandissimo ingranaggio, ciascuno di noi deve essere responsabile del proprio affinché tutto funzioni perfettamente, personalmente ciascuno di noi si deve impegnare e applicare. Dunque oggi abbiamo visto la legge dell'uno, abbiamo visto che in realtà è una triade che è in grado di creare grazie a un quarto agente, che dunque è in un certo senso ritorniamo al discorso del tetragrammaton, il nome sacro perché? Perché noi in questo senso noi possiamo figurarci un triangolo. Questo triangolo rappresenta la triade, rappresenta tutto ciò che è manifesto e creato, ed ecco che torniamo anche qui a un altro delle pillole che ho divulgato da poco, perché piano piano appunto prendiamo conoscenza di un significato, che quando abbiamo visto appunto il cerchio e il triangolo ho parlato del valore del triangolo, e in questo caso appunto andiamo ogni giorno ad approfondire e a fare i nostri altri concetti sulla base di quelli precedenti che abbiamo appunto acquisito e che ci permettono di vedere e di aprire con queste nuove chiavi nuove porte. Dunque il triangolo corrisponde a tutto ciò che è manifesto, tutto ciò che è creato sulla base appunto di positivo, negativo e neutro. Ma questo manifesto, questa cosa creata, conduce, si traduce, cioè dal triangolo passiamo al quadrato, alla forma quaedra, perché il quaedro corrisponde alle quattro forze, cioè positivo, negativo, neutro e la forza agente che dà movimento e che permette a tutto di trasformarsi. Ecco che noi abbiamo Yod He Vav He, dove c'è una ripetizione delle due lettere E, dove inizialmente Yod neutro è negativo, Vav positivo, l'altro è la forza l'agente trasformante che contiene in sé i germogli della vita e della morte, della nascita e della morte e della rinascita ancora. Questo è
uno dei segreti ancora del nome, ma è chiaro che sono tanti, un insieme di conoscenze che noi possiamo appunto tenere a mente sempre, ed è importantissimo che l'operatore nel momento in cui si accinge a creare una nuova visione della realtà attraverso un rituale magico, attraverso un'azione magica, sia consapevole delle leggi che va a muovere, sia consapevole che ogni cosa che fa ha un agente positivo, un agente negativo, dunque lo osserviamo anche in chimica, se per questo, se noi ci mettiamo in un laboratorio, sappiamo benissimo che se abbiamo un solo ingrediente resta così, ma se noi lo facciamo interagire con un altro ingrediente, la sua interazione produce una terza cosa ancora. Ma sicuramente c'è un'attenzione da parte nostra nei confronti di quella che può essere la reazione nel momento in cui si produce questa terza cosa, questo terzo nuovo elemento. Dunque ecco che noi, quando operiamo in magia, dobbiamo essere perfettamente consapevoli che c'è un'azione positiva, che è quella che stabiliamo con il nostro nuovo disegno, il nostro nuovo progetto, c'è una forza negativa che in magia è il colpo di ritorno, ma che è azzerabile sapendoci difendere e mettendo in atto tutta una serie di, appunto, di azioni di difesa che si installano proprio prima di cominciare l'azione magica in sé. E ecco che questo tenere a mente queste cose, questo lavorare secondo le leggi, ci produrrà l'effetto voluto. È importantissimo dunque che prendiate nota di queste cose, che le facciate vostre, che le osserviate, che vediate che tutto il mondo creato, ma non solo, anche i regni superiori sono fondati su questo schema. Dunque cosa abbiamo? Ecco che qui torna anche l'insegnamento cabalistico. Voi avete presente l'albero cabalistico, dunque abbiamo la Keter in cima e poi a scendere tutte le altre Sefirot, ma ci insegna la Cabala che al di sopra di Keter c'è la Ein Sof Or, e dunque un regno dell'ineffabile dove siamo proprio al di sopra, è un qualcosa che è impossibile dalla nostra dimensione percepire, perché è come se dal momento che noi siamo in una realtà tridimensionale, quest'altra realtà è invisibile per noi, seppur immaginabile, seppur percepibile. Ed è così, infatti, che dalla Keter in giù abbiamo vari strati e vari livelli dove appunto queste forze scendono a noi fino a Malkut, che è il regno della creazione, dove si esperisce, dove si esprime il triangolo che diventa un quaedro, ma attraverso tutta questa discesa, attraverso questi regni, ecco che scende la forza dell'ineffabile. E non sempre da questa dimensione riusciamo a percepire i regni superiori. Ci vuole un grandissimo impegno e una volontà di comprendere che quello che noi vediamo come fenomeni inspiegabili in realtà hanno una spiegazione che proviene da altre dimensioni non percepibili. Essendo noi una realtà tridimensionale, il livello quadridimensionale ci è sconosciuto. Se ci giunge qualcosa da lì, non abbiamo idea di come sia giunto, ma in realtà è parte della creazione, soltanto che è invisibile alla nostra percezione. Dunque non dobbiamo vedere le cose come inspiegabili o miracolose, c'è una spiegazione sempre precisa e perfetta in ogni cosa, e come lo capiamo? Osservando intanto come funziona qui, perché è un po' come una realtà in frattali. Dentro c'è ancora quello che cioè quello che è dentro è ancora uguale a quello che è fuori, così via, e poi lo vedremo appunto col prossimo emendamento di Ermete Trismegisto, cioè con la prossima asserzione che fa parte appunto della tavola di Smeraldo. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi rimando appunto al prossimo appuntamento, alla prossima condivisione,
e non perdete occasione di osservare appunto il libro della natura e osservare voi stessi nelle vostre azioni, ma anche nelle vostre emozioni, perché anche qui c'è sempre manifestata questa triade in azione, che poi è l'unità del vostro essere. Vi ringrazio ancora e a presto dalla vostra Hildegarda. Un abbraccio.